Allora, rieccoci qua in studio, stiamo parlando di c'è chi entra e c'è chi scappa, chi se ne va, sono dati eclatanti, do altri numeri che possono essere interessanti, delocalizzazione cresciuta del 4,5% contro il 65% del periodo 2000-2011, cosa vuol dire? Che purtroppo ci sono anche molte meno aziende sane nel nostro territorio, se ne sono andate 4.000 aziende, 40.000 posti di lavoro sono stati persi e poi ci sono paesi con diverse attrattive, in primis c'è la Francia, poi gli Stati Uniti, vedremo come butta gli Stati Uniti, poi la Germania e ci sono regioni che hanno perso 10.000 imprese come la Lombardia, l'Emilia Romagna più di 3.000 e poi il Piemonte circa 4.000. Il 72% delle imprese d'Italia ha lasciato il bel paese e adesso a questo si sono aggiunte delle chiusure aziendali. Abbiamo una telefonata, pronto? Buonasera. Buonasera, da dove chiama? Io chiamo da qua vicino, ho visto la vostra trasmissione e noi siamo interessati a partecipare alla vostra trasmissione perché siamo la DITEC di Quarto Latina vittima della delocalizzazione. Chiediamo se possiamo entrare in studio, perché vogliamo portare la nostra testimonianza. Allora, guardi, una sorpresa innanzitutto. Lei si chiama? Io mi chiamo Fabrizio Bergamo, sono RSU della DITEC. Va bene, RSU della ditta. Allora guardi, mi mette un attimo così perché non è una cosa aspettata e noi non siamo abituati anche ad avere in studio così. Abbia pazienza, facciamo così, io adesso faccio chiamare cortesemente dalla regia l'editore perché ci deve autorizzare a far entrare delle persone. Quanti siete voi? Siamo in tre. Siete in tre. Allora, se magari la regia contatta l'editore, abbiamo l'autorizzazione, appena io ho l'autorizzazione approfittiamo di un brevissimo break pubblicitario oppure vediamo come vi facciamo entrare in studio oppure vi spiegherà la regia se non è possibile entrare, anche per questioni ovviamente di sicurezza e varie. Allora, grazie comunque della sua telefonata, resta a contatto con la regia che le comunica le modalità e il responso, va bene? Grazie. Sì, grazie. Grazie al nostro telespettatore, questa è una sorpresa un po' così ci lascia, però devo dire che la bene. Come? Conosciamo bene, dite che tutti i No, casi ma non che sono abbiamo venuti in citati trasmissione prima. tanto mesi fa perché hanno avuto dei problemi, per cui sono... No, ma conosce perché in Consiglio regionale non c'è consiglio dove non approviamo una risoluzione o qualcosa di vicinanza, di sostegno, di impegno dell'assessore nelle trattative a favore di queste aziende che tutto sommato sono aziende che funzionano, ma per una serie di interessi della multinazionale o della proprietà che ha altri interessi. Comunque bisognerebbe spiegare bene delocalizzazione e internalizzazione perché sono due cose talmente differenti. Noi con l'internalizzazione col Consol abbiamo instaurato un processo di creazione di posti di lavoro e di là con imprese italiane e bosniache e creare posti in Italia di commercializzare. Perché c'era questo terrore con la Bosnia, non solo con la Bosnia, anche con la Carinzia sappiamo, ma anche con la Croazia. Con la Croazia che è appena entrata, con la Croazia sono terrorizzati. Perché quindi creare posti di lavoro e internalizzare e rendere più prospettive appetibili le nostre attività è un conto. Delocalizzare perché c'è un'attrattiva fiscale e per ingrassare i portafogli non lo trovo giusto. Assolutamente. Delocalizzare e internazionalizzare, qual è la differenza sostanziale? Allora, delocalizzare significa prendere l'azienda, spostarla in un altro paese perché in quel paese c'è un costo di manodopera assolutamente molto più basso e perché la fiscalità è molto più bassa. Questo significa portare via dal nostro paese posti di lavoro. E sono i numeri che si diceva prima. E soprattutto portare via anche degli introiti a livello fiscale importanti. L'internazionalizzazione invece è creare delle joint venture con imprese straniere dove si produce da una parte e si commercializza dall'altra e quindi mantenere i posti nel paese d'origine, l'Italia, e creare posti di lavoro nel paese di arrivo, ovvero il paese di destinazione. Secondo lei, segretario, internazionalizzando si possono mantenere le forze occupazionali nel nostro territorio? Quindi è una strategia vincente? È una strategia vincente, lo dimostrano tutte le aziende che noi chiamiamo le multinazionali tascabili, che hanno internazionalizzato già prima della crisi, hanno continuato ad espandersi sui mercati, a studiare i mercati e a cambiare il posto dove fare i Sono pezzi, perfettamente d'accordo. Oggi chi regge, fare gli altri regge ancora chi via, ha internazionalizzato. e con questo just in time creare appunto valore in azienda ogni giorno di più
per riuscire ad esportare. Il nostro grande asset che ci salverà e che ci tiene ancora in piedi, con più 2,5% ancora anche negli ultimi 6 mesi analizzati, è proprio ancora l'azienda che esporta. Allora, però c'è un aspetto importante, questo export è appoggiato, quindi hanno in qualche modo un aiuto quelle aziende che vanno all'estero? No. Certamente l'aiuto che le aziende che vanno all'estero viene dato dalle associazioni di categoria perché le accompagnino, gli creano i presupposti, gli spiegano le leggi, le fiscalità, gli aiuti, i permessi, perché abbandonare le imprese e mandarle all'estero senza nessun supporto. Noi abbiamo fatto un'azione col console della Bosnia, col dottor Diego Moscheni, una politica di internalizzazione ma anche di istruzione, proprio pedagogica, proprio di formazione delle imprese ad andare all'estero, perché se no andando così all'avventura si rischia un bagno di sangue e si rischia di finire nelle maglie della criminalità organizzata e si fa solo danno maggiore. Bisogna seguire i canali istituzionali, secondo me. Cosa che abbiamo fatto in maniera molto chiara e molto forte. Sono stati seguiti questi canali? Abbiamo seguito i canali istituzionali in maniera precisissima, perché ci siamo rivolti esclusivamente a consolati e ad ambasciate, in modo tale che abbiamo fatto un percorso pulito, conosciuto oltretutto, scevro da quelli che possono essere i pericoli che affrontano molti dei nostri imprenditori, soprattutto dell'area Veneto. So tutto mi, vado mi, faccio mi, capito? Questo è successo. Questo è il rischio. Questo è il rischio, perché siamo abituati anche ad essere lasciati da soli, e spesso abbiamo fatto da soli. Però seguendo questi canali siamo riusciti finalmente a portare delle imprese italiane a creare questa internazionalizzazione e ad avere dei risultati interessanti. Fondamentale, uno degli esempi, l'abbiamo fatto proprio noi come organizzazione. Infatti questo è uno degli argomenti fondamentali. Abbiamo creato tra imprenditori italiani, piccoli imprenditori e famiglie italiane, piccoli imprenditori e famiglie bosniache, una joint venture supportata da una banca bosniaca, e abbiamo creato un'azienda per la produzione del pellet da riscaldamento. Bella questa cosa qua. Ma la regione del Veneto, e chiedo che senza contributi della regione del Veneto, senza contributi un progetto, da parte di qualche nessuno. cosa, un apporto da parte della regione, allora, perché poi io le dico, sempre perché glielo dico, perché abbiamo tanti imprenditori che poi ci scrivono, anche lavoratori che dicono: ma è possibile che non c'è un canale ufficiale della RAI televisivo dove si possano avere queste informazioni? Allora, due cose molto veloci. Devo dire che in regione Veneto, lo dice un consigliere di opposizione, mai come in questo periodo c'è stata un'attenzione a tutte le vertenze aziendali, con una disponibilità di risorse per la cassa integrazione e gli ammortizzatori sociali in deroga senza precedenti. Conferma, lei conferma, perché abbiamo superato, non so, il 1 milione di ore. 2 milioni di ore mese. Cioè diceva bene prima quando parlava dell'attrattività di altri stati europei. Altri stati europei non hanno il sistema degli ammortizzatori sociali che c'è in Italia. Quindi se d'altra parte è un buon motivo per investire, d'altra parte devo dire che i lavoratori, almeno in questo momento, hanno un sistema di ammortizzatori che le garantisce per 24 mesi o per un anno il reddito, lo stipendio, che non è un brutto sistema, da altre parti non esiste. Allora, oggi stiamo definendo... Germania e Francia qualche cosa hanno comunque? Sì, ho detto, lui ha citato anche altri stati. Parliamo di paesi dell'est, i paesi dell'est sono a livello dei nostri anni 50, dove negli anni 50 non c'era l'ammortizzatore sociale. Siamo ben coperti. No, ma infatti... Stiamo discutendo la nuova programmazione comunitaria 2014-2020, dove l'obiettivo è, lo dicevo prima, spesa per la crescita. Innovazione di prodotto e processo, spesa per la crescita. Ma è quello che diciamo in tutte le salse, e cerchiamo di dirlo anche nella costruzione del bilancio della Regione Veneto. Per la prima volta quest'anno siamo riusciti a destinare dei soldi, dei fondi, per il sostegno alle famiglie in difficoltà, per i lavoratori senza un posto di lavoro, per le spese minute delle famiglie, quindi e per dare la possibilità a lavoratori privi di ammortizzatori sociali di avere quantomeno un periodo lavorativo. È per la prima volta che la Regione, con la condivisione di tutte le forze politiche, non maggioranza, ma tutte le forze politiche, hanno destinato la bellezza di 10 milioni di euro su attività di sostegno alle famiglie in difficoltà.
Bene, questa è una buona cosa. Io vedo in studio le rappresentanze della Dite, che vi faccio accomodare, vuol dire che di fatto, mentre a mia insaputa avete avuto l'assenso, quindi di fatto vi faccio entrare, perché vedo che anche è arrivato il nostro tecnico che gentilmente ha sistemato anche delle sedie. Sì, non è nella scenografia ideale, ma abbiate pazienza, non vi aspettavamo. Buonasera. E a questo punto approfittiamo anche, adesso prenda anche lei in mano, il sindacalista conosce meglio l'avvertenza. Presentatevi a questo punto, Fabrizio, giusto? Fabrizio Bergamo, sono l'RSU della Ditec, FIOM CGL. Sempre il microfono vicino alla bocca, perché perfetto, passi. Io sono Scatolin Franco, operaio Ditec. Io sono Massimo Carrere, ormai un ex operaio della Ditec, purtroppo. Io prima di dare la parola a voi, consigliere, ex operaio, gli aiuti di cui parlava riguardano anche... Sì, bisogna capire se nel momento all'interno degli ammortizzatori sociali, se no c'è questo fondo che noi abbiamo dato a disponibilità ai comuni e di attivare questo fondo, c'è la possibilità di avere un bonus fino a 5.000 euro per persona con un contributo del 10% del comune per dare un ristoro lavorativo di qualche mese a persone prive di ammortizzatori sociali. Allora, una situazione difficile, l'ha seguita, quella della Ditec, vogliamo sentire cosa ci racconta? Non l'ho seguita, la conosco per quello che conoscete. E allora io vorrei conosce l'opinione pubblica. Esatto, vorrei che voi direttamente ci raccontaste, a questo punto lei si faccia portavoce, il microfono sta alla mano, e ci raccontaste a che punto siete, perché noi abbiamo visto, io ho lanciato il filmato perché è un po' emblematico, perché riguarda una realtà internazionale, insomma. Non mi aspettavo la vostra presenza, a questo punto ci fa anche piacere. Abbiamo visto che parlavate appunto della delocalizzazione e noi siamo praticamente vittime di questo. Siamo vittime di questo, siamo stati acquistati da una multinazionale nel 2009, poi nel 2011, il 6 dicembre, ci dice che noi non siamo più competitivi, hanno deciso di portare la produzione in paesi low cost, Cina e Repubblica Ceca, e con la conseguenza di un esubero di personale produttivo che tengono la ricerca e sviluppo, ma la produzione la portano in paesi low cost. La nostra battaglia è singolare perché siamo partiti dal momento che ci hanno detto voi entro il 2013 dovete andare a casa, abbiamo usato tutte le armi civili possibili immaginabili, e ancora adesso stiamo lottando e vorremmo portare anche in Parlamento italiano che qualcuno veramente si metta portavoce, si faccia portavoce contro la delocalizzazione, perché questa crea vittime come la crisi, anzi peggiore secondo me, peggiore perché nel senso qual è? È che l'azienda che sta chiudendo è piena di lavoro. Ecco, quindi questo che non è un'azienda che ha perso anche loro, hanno perso anche loro, vogliamo essere realistici nella crisi mondiale, però questo non sussiste a portare via la produzione dall'Italia. Quello che voglio dire io non è che noi dobbiamo attirare l'azienda e dire tu dall'Italia non vai mai via, ma non è anche giusto che i lavoratori stessi e il paese italiano ne paghi le conseguenze su questo, perché alla fine chi paga gli ammortizzatori sociali, chi paga queste cose sono le regioni, il Stato italiano, il cittadino singolo. L'azienda che decide di venire qua in Italia, secondo me, può fare il business, ma sa che nel momento che esce deve pagare tutte le sue conseguenze, come sono gli altri paesi. È solo in Italia che succede questa cosa qua. Non possiamo lasciare andare così, anche perché ormai siamo arrivati a un punto di non ritorno. Vediamo. Ma vi hanno dato delle alternative? Cioè, una volta che vi hanno detto siete fuori, non vi hanno dato delle alternative? Cioè, si rendono conto che comunque sono nella realtà italiana? E qua dopo chiedo appunto il supporto anche del sindacalista in queste vertenze, come vanno le cose. Perché... Ma loro tante volte non hanno neanche la persona fisica con cui parlare, visto che queste aziende sono proprietà di fondi, di private equity o altre modalità, quindi non c'è neanche la persona fisica che abbia un cuore. Ha i numeri, ha il conto economico davanti, ma non c'è il cuore. Giustissimo, perché la multinazionale non è un imprenditore, è una finanziaria. Quindi dice che producendo in Vietnam al posto dell'1 prendo 2. Certo. Chiuso. Sindacati hanno titolo a parlare? Ma noi possono fare qualcosa? Intanto non è purtroppo la prima volta che succede, e guarda caro, tra l'altro succede spesso con investitori stranieri.
Quindi abbiamo quelli che si auspicava che entrassero Monti, voglio sottolineare, perché Monti diceva entrino questi capitali stranieri, l'ha detto è più molto volte. importante, infatti non entrano perché non siamo competitivi, perché non siamo entrano stabili, e fanno quello che fanno, perché ragazzi. non abbiamo un corso della perché giustizia abbiamo burocrazia, perché la giustizia, perché le infrastrutture, una serie di mali atavici che ci colpiscono. Ma dal momento che entrano, dal momento che fanno gli investimenti, dove magari si è migliorata tutta il know-how nell'azienda, l'innovazione per funzionare meglio, per essere più redditivi, poi non possono mica scappare così. Io credo che un buon criterio potrebbe essere quello, quantomeno di sequestrare tutto, perché non se ne possono andare via così. Basta rammentare, durante le ferie di quest'anno è stata smontata a pezzettini una fabbrica, intanto che erano in ferie, proprio qui a Padova, tra l'altro, ed è stata portata fuori. Questa mi è sfuggita. Verso la Cecoslovacchia o giù di lì, e questi sono assolutamente sono dei lupi mannari, sono quelli che rompono la società, sono quelli che creano. Questa è l'incertezza che si diceva all'inizio della trasmissione. E con questo criterio ci accoltelliamo fra un po', voglio dire, no? Questa è un'ingiustizia grandissima. Questa della DITEC è un'ingiustizia incommensurabile, è un'umiliazione. È una cosa proprio che non si può misurare. Cioè, voglio dire, minimo, sequestro tutto, fermo, metto in modo qualcuno di poter ragionare su rendere ancora più produttiva e continuare a lavorare. Voglio dire, no, ma non di sera, per di punto in sequestrare bianco. tutto dobbiamo trovare dell'amianto sul tetto. Lo so E basta. che è impossibile. È l'unico modo per sequestrare le aziende nel nostro paese. D'altronde sappiamo che si è fatta molta giustizia in proprio, occupando le fabbriche, così, magari dopo sopportando le denunce, i processi, eccetera, ma perché di fronte a un'ingiustizia del genere uno, anche in proprio, cerca di farsi giustizia. Però non possiamo lasciare soli queste persone. Cioè, il grido d'allarme è che se passano comportamenti come questi, non c'è più confine. Infatti, non andiamo da nessuna parte. C'è da fare un passo indietro, però. Probabilmente il grido d'allarme era stato lanciato dall'imprenditore che, non sapendo più che pesci pigliare, ha preso al volo la prima occasione che gli è passata per le mani ed ha passato tutto di mano a una multinazionale estera. Però se non andiamo a trovare e a fondare una industrializzazione che si coniughi nel rispetto di una socialità del territorio con vere ricadute economiche diffuse, non si va più da nessuna parte. Ma sono d'accordo, ma nel caso di specie dobbiamo però dire che chiudere il dialogo e buttare sulla strada come fossero, non so. Però dobbiamo dire che i nostri imprenditori dalla politica sono stati letteralmente trascurati. Ma non è mica che perché la politica mi tratta male devo trattare male i miei lavoratori. Ma voi il vostro all'inizio di chi era la proprietà della DITEC? Ma ci sono delle cause anche a monte che vanno valutate tutte. Purtroppo qua devo dire una cosa. La proprietà prima era italiana, lombarda e veneta. Al momento della vendita, che era già iniziata nel 2005, quindi all'insaputa dei lavoratori, comunque è una scelta imprenditoriale che noi mica vero, ci sono regole addirittura europee che costringono le aziende a discutere delle vendite, delle cessioni di capitale di ramo d'aziende. Sono regole europee ben precise che in Italia dobbiamo applicare. Hanno deciso di vendere questa azienda. E io so benissimo che c'erano due potenti industriali qua veneti che volevano acquistarla. Ma per ripicca l'ha venduta alla multinazionale sapendo benissimo cosa faceva una multinazionale. Perché le multinazionali, ripetendo il discorso di prima, non è un imprenditore, è una finanziaria. Alla fine, una delle più potenti finanziarie. Ma per ripicca cosa vuol dire? Vuol dire che secondo me anche l'imprenditore precedente alla vendita si è comportato male. Poteva dire o fare qualcosa per tenere l'azienda in Italia. È vero che un imprenditore può arrivare a questo punto, quindi proprio anche io sposo in pieno la tesi del rappresentante sindacale, perché delocalizzare comunque non va bene solo per il profitto, e specialmente se sono società finanziarie che non mirano a continuare a produrre ma solo a massimizzare il loro profitto. Però in questa sede io non posso non ricordare le
centinaia di vittime, imprenditori che si sono suicidati pur di non arrivare, a quel punto. Io sono con l'amico console siamo andati a centinaia di funerali solo l'anno scorso, la maggior parte nel Veneto. Abbiamo fondato anche un'associazione per dare proprio un supporto morale e pratico. Ci sono moltissimi imprenditori che pur di resistere si sono tolti la vita per cercare di non arrivare a quel punto per dignità, perché non arrivavano più a pagare gli stipendi. Però non è che possiamo fare un campo, un cimitero di tutta l'Italia. Qui è il governo che si deve muovere. In queste morti sono morti politiche in cui il governo, lo Stato hanno le loro precise responsabilità morali. Bisogna aiutare anche l'imprenditore a rimanere in Italia, a continuare a lavorare e a produrre. Bisogna abbassare questo cuneo fiscale, bisogna cercare di togliere le tasse. Siamo al 50%. Ma questo lei è molto accorato e c'ha ragione. Perché sono imprenditore anch'io e so oggi cosa mi costa arrivare a fine mese, devo decidere se pagare i contributi o pagare gli stipendi ai miei dipendenti. Non capisco però perché lei, consigliere, nicchia. Ma dire che è sempre tutta colpa della politica può essere anche giusto, ma io ho detto aiutare, la politica deve aiutare. Sì, ma non è che sto qua da obiettare. No, per carità. Piuttosto condividevo il ragionamento che faceva il console, cioè di vedere all'origine questi fenomeni. Se qualche anno fa c'era un rapporto di reciprocità tra azienda e territorio, c'era un rapporto di scambio continuo, lavoratori del territorio che si identificavano nell'azienda, lavoratori del territorio che hanno lottato per l'azienda e condiviso le battaglie dell'azienda, questo rapporto di reciprocità si è un po' rotto, incrinato nel tempo. Io porto due casi, uno in particolare emblematico. Nel mio territorio un'azienda, un grosso gruppo italiano, disponibile a investire 150 milioni di euro, non ha avuto, io non discuto se era giusto o sbagliato l'investimento, però per 3 anni ci sono stati dei ricorsi alla magistratura e oggi parlare di 3 anni in economia è un tempo lungo. Se qualche anno fa il medio e il lungo periodo dai 3 ai 5 anni, oggi i 3 ai 5 anni sono il lungo periodo. Allora, voi pensate se un'azienda può pensare di aspettare 3 anni di ricorsi, i valori attuali di 3 anni fa non rendono più competitivo l'investimento. Allora le porto un esempio, mi scusi se le interrompo, ma il progetto che abbiamo sviluppato e risultato ottenuto in Bosnia e Erzegovina, il progetto è decollato come progetto sulla carta ingegneristica nel novembre del 2011, aprile del 2012 posa della prima pietra, aprile del 2013 inizio delle attività. Questo nel nostro paese è assolutamente, totalmente impensabile, perché lì c'è stato l'appoggio non del governo, ma dei sindaci. I sindaci che hanno fatto il loro lavoro in maniera seria. Nel nostro caso 3 comitati, a più o meno a ragione, hanno bloccato l'investimento, TAR, Consiglio di Stato, e siamo passati 3 anni. Il Consiglio di Stato ha dato ragione all'azienda, l'investimento però non si fa. Comunque è vero, perché io ho parlato con molti imprenditori, ho avuto questa fortuna qua, e la peggiore peste per loro è la burocrazia. Certo. Non riescono a veramente... I tempi della giustizia, poi come i tempi della giustizia. La burocrazia ferma gli investimenti futuri. Però non pensiamo che siano tutti i santi anche gli imprenditori. Non sto dicendo questo. Non stiamo difendendo e affossando nessuno, però un po' di obiettività. Quando lui faceva riferimento al passato, sono anche delle condizioni di management, di ricambio generazionale. Certo. Che è gravissimo nella nostra regione. Non a caso alcuni vendono, perché non hanno le competenze manageriali, vendono a multinazionali che mettono l'organizzazione, mettono il fondo comune. Ci sono offerte a cui non puoi rifiutare. E guarda il conto economico. Se i figli non vogliono intraprendere l'azienda, a un certo punto uno è un anziano, cosa fa? Vi interrompo un attimo, andiamo in pubblicità rapidissimi e poi torniamo ancora insieme.